ha conosciuto Giuseppe Taffarel? Giuseppe Taffarel l'ho conosciuto per caso. Quando scrivevo i miei libri di escursionismo sulle montagne, sulle prealpi trevigiane, andavo sempre alla ricerca di quel che hanno lasciato i nostri anziani e tutti mi raccontavano, soprattutto nelle borgate che sono vicino a Vittorio Veneto, mi raccontavano di questa presenza di vecchi documentari che qualcuno aveva girato. Un incontro apparentemente casuale ma fortunato, quello tra Giovanni Carraro e Giuseppe Taffarel. Carraro, ricercatore, autore, Taffarel pioniere, prima attore, poi regista e sceneggiatore, partito per Roma ventenne durante gli anni bui. Era il 1942 con quel sogno di approdare al mondo del cinema. Studente dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e del Centro Sperimentale, lavorò con i grandi registi dell'epoca, partecipò a una ventina di film, tra i quali Achtung Banditi di Carlo Lizzani, che parlava della guerra partigiana, e fu lì che sentì il bisogno di cimentarsi anche come autore. Dei documentari che raccontano la miseria, purtroppo, perché si parla del dopoguerra di metà del secolo scorso, la dura vita che facevano queste persone su queste borgate abbarbicate sui pendii del Col Visentin. Quindi la dura vita di queste persone, la difficoltà a fare un bilancio familiare, se vogliamo, però c'era veramente un cuore. Il cuore, appunto, di Giuseppe Taffarel, che accanto ai film di finzione volle affrontare il tema della guerra, della vita quotidiana, delle tradizioni popolari e delle problematiche sociali, anche attraverso i documentari. Giuseppe Taffarel è riuscito, con i suoi lavori, a trasferire al pubblico tutto questo mondo che era nascosto. Tra gli anni 60 e 80 produsse qualche centinaio di documentari. Il 63 è l'anno del più grande documentario che ha fatto, che è Fazzoletti di terra. La cosa più curiosa, più interessante che ha trovato un po' in questi sguardi neorealisti, perché poi uno sguardo neorealista sul Veneto. Sicuramente Fazzoletti di terra è quello che trasferisce il tema del neorealismo, con queste voci fuori campo molto patetiche, molto incisive, veramente attraggono molto lo spettatore. Ma poi c'è questa difficoltà di raggiungere le quote, queste zone montane, e soprattutto coltivarle, spaccando la roccia, costruendo dei muretti a secco, cercando di creare una piccola economia domestica in zone apparentemente inaccessibili. Papà si impegnava molto nel lavoro, partiva, magari andava a fare i sopralluoghi e poi le settimane di riprese, quindi spariva da casa giustamente come ogni persona che fa questo tipo di lavoro fuori di casa. Poi tornava e si chiudeva in stanza a lavorare per 2, 3, 4 giorni per definire la sceneggiatura, definire i dialoghi, definire tutto quanto. Quindi andava via, rientrava e si concentrava tantissimo. Poi riappariva e per un periodo X, adesso non mi ricordo nello specifico, poi per un periodo X tornava a essere il papà normale, tra virgolette, dentro casa, si mangiava, si stava insieme a pranzo e cena, eccetera. Poi rispariva, tornava a lavorare, andava a fare delle cose e io poi dopo un po' di tempo magari riuscivo a vedere i suoi lavori in televisione piuttosto che al cinema. A quest'uomo, che lasciò la propria terra, il vittoriese, in nome del grande sogno cinematografico, per poi ritornarvi e dar voce agli ultimi, trasformando la vita di persone comuni in arte poetica dell'immagine, Giovanni Carraro ha dedicato un documentario, il titolo Giuseppe Taffarel, il regista delle Prealpi, presentato a 4 anni dalla sua morte. I tanti documentari che sono stati fatti su papà, delle tante interviste che sono state fatte di papà che era un re della sintesi, Giovanni ha realizzato un documentario la cui concretezza ha rappresentato perfettamente la sintesi che voleva rappresentare mio padre nei suoi documentari, quindi credo che sia veramente uno dei, al giorno d'oggi, il più bello che abbia visto.